Incredibile ma vero, perché tutto può succedere, abituati come siamo a non rischiare nulla. Parliamo del pericoloso cantiere dell'AICA in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, lasciato praticamente senza un'adeguata segnaletica, tranne un segnale aggiunto ieri sera dall'impresa. Un semaforo, forse mai così necessario come nel nostro caso, sarebbe sicuramente sufficiente per la sicurezza stradale. A spiegare tutto è il responsabile del Codacons Giuseppe Di Rosa nell'intervista che abbiamo realizzato. Quello che interessa evidenziare intanto è l'assoluta indisciplina degli automobilisti che in via Alessio Di Giovanni sfrecciano incuranti di trovarsi in pieno centro abitato e per giunta in una via dove ci sono le scuole e un parco giochi con le famiglie che da tempo chiedono interventi per evitare tragedie. E la folle corsa delle auto è diventata un serio pericolo dovuto anche al cantiere. C'è da dire che questa mattina non si è visto nessun operaio, per cui la situazione sembra destinata a permanere, tranne che non si voglia intervenire drasticamente per far rispettare le regole. Giuseppe Di Rosa, siamo in via Alessio Di Giovanni a Fontanelle dove si registra una situazione davvero incredibile. Guarda, io avevo finito di fare la diretta perché finalmente dopo 7 mesi siamo riusciti con una mia diretta a sollecitare l'amministrazione. Stamattina è arrivata pure la protezione civile a intimare ad AICA la riparazione di una perdita di acqua che stava distruggendo le fondamenta di un palazzo. Nel frattempo mi sono accorto che qua c'è una situazione di assoluto pericolo per le macchine. Poi se ne inquadri in questo momento, guarda, se inquadri in questo momento sta succedendo proprio questo. Arrivano delle macchine da ambedue le parti e non c'è un segnale di rallentamento o un semaforo. L'abbiamo chiamato, io ho chiamato immediatamente il comandante dei vigili, si è messo a disposizione, hanno già chiamato la squadra di soccorso di AICA e dovrebbero venire a sistemare la segnaletica. Cioè, io dico che stamattina il responsabile dei lavori non doveva assolutamente andare via se non mettevano in sicurezza. Cioè, qua oltretutto devo dire che in questo tratto ho visto una velocità di macchine assurda, andrebbe messo quantomeno qualche rallentatore. Ecco, a proposito della velocità, i cittadini reclamano qualcosa che possa ridurla ed evitare tragedie. Ma guarda, poco fa sono salito qua con dei residenti, abbiamo fatto una camminata aspettando proprio i tecnici di AICA. Mi hanno fatto notare delle cose assurde, cioè siamo vicini alla scuola, vicini a un parco giochi, non esiste assolutamente né rallentamento né tantomeno una segnaletica. Ci vorrebbe una segnaletica di rallentamento, quantomeno, se non a terra magari, insomma, però ci vuole la segnaletica. Ma ho avuto rassicurazioni dall'assessore che giovedì mattina verremo a fare un sopralluogo.